Un baluardo contro le esondazioni utile per l'abbattimento dell'anidride carbonica è sempre più richiesto nella filiera dell'arredo. Il pioppo è una risorsa su cui investire, lo conferma la sigla di un accordo avvenuto a Palazzo Balbi di Venezia tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, 5 regioni di colore politico diverso, unite sulla necessità di rilancio della piopicoltura. È un accordo sulla piopicoltura, su un accordo di filiera tra l'altro, dove vede la parte produttiva agricola, la parte industriale e la politica mettersi attorno a un tavolo per cercare di rilanciare questo tipo di coltivazione che in qualche modo può essere utile non solamente al lavoro dei grandi produttori del legno e dei mobili, ma anche ovviamente per quanto riguarda il tutela ambientale. Ovviamente ci chiedono un intervento anche politico, lo faremo sicuramente attraverso il piano di sviluppo rurale e attraverso delle azioni dirette che in qualche modo possano rilanciare un prodotto di alto valore anche ambientale. Il fatto che attorno a un tavolo ci sia tutta la filiera dia anche un segnale importante da questo punto di vista. Credo che ormai l'indirizzo anche comunitario vada in questa direzione, il fatto che ci sia anche la parte industriale che in qualche modo accompagna questo tipo di idea sia un viatico importante perché questo tipo di produzione possa anche trovare non solamente utilizzazione all'interno delle nostre aziende ma anche dei mercati internazionali che sono sempre più interessati a questo tipo di produzione. Alla piopicoltura saranno dedicate apposite misure di sostegno all'interno dei prossimi PSR 2014-2020. È un accordo che ha un doppio valore, quello di delineare una strategia di rilancio della piopicoltura in Italia. Noi siamo deficitari di questa cultura arborea per la nostra industria del legno e della carta ed anche il valore di un accordo che finalizza i futuri aiuti comunitari al sostegno di questa strategia. L'Emilia Romagna si presenta a questo appuntamento con una novità. Noi fino allo scorso anno per ragioni ambientali avevamo precluso la possibilità di sostenere la piopicoltura con il programma di sviluppo rurale nelle aree di Golena e nelle aree della rete Natura 2000. Abbiamo superato questo divieto sulla base di una rivalutazione degli aspetti ambientali della piopicoltura, a partire dal fatto che questa cultura è una di quelle che fissa maggiormente la CO2 e quindi contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni di carbonio in atmosfera. E capiamo che questo può alimentare un sistema di filiera, Assessore. Assolutamente, in questo caso non dalla terra alla tavola nel senso gastronomico, ma dalla terra alla tavola dal punto di vista della falegnameria, della tavola, degli arredi, eccetera, eccetera. È un settore eccellente del Made in Italy che va nel mondo e quindi è opportuno che anche la materia prima, il pioppo, sia italiano. Possiamo parlare di un primo di molti altri accordi. Beh, noi siamo come Emilia Romagna una regione che da sempre coltiva gli accordi di filiera, i contratti quadro, gli accordi generali, da Barilla alle patate, alle sementi da riproduzione. Questa è la strada della moderna agricoltura, quella che cerca di capire prima dei piani culturali che cosa c'è dietro l'angolo, quanto si guadagna, quali sono gli sbocchi sicuri di mercato, eccetera, eccetera. È l'agricoltura degli anni 2000 e oltre. Noi avremo a disposizione per i prossimi 7 anni 1 miliardo e 190 milioni di euro, 131 milioni in più rispetto al settennato che abbiamo alle spalle. Buona parte di questo incremento va sul bilancio regionale perché sono risorse in cofinanziamento dell'Emilia Romagna. Ho detto che mai tanti soldi l'Emilia Romagna aveva messo sull'agricoltura, un segno dei tempi, un segno di attenzione, forse qualche merito ce l'avrà anche l'assessore, non lo so.
e naturalmente la scelta strategica su cui lavoreremo col nuovo programma è quella delle reti di imprese. Non è più tempo per iniziative in solitudine, è tempo di sistemi, di fare rete, di affrontare insieme sia le difficoltà del produrre sia le difficoltà competitive legate ai maggiori costi italiani che si possono ridurre, sia le difficoltà ad andare sui grandi mercati dove le eccellenze emiliano-romagnole, italiane in generale, possono avere grandi opportunità di crescita. In Italia la superficie dedicata alla piopicoltura si trova solo in pianura padana. In totale sono 66.000 gli ettari coltivati, la metà dei quali in Friuli Venezia Giulia. È molto importante quello che abbiamo siglato oggi, non solo perché appunto coinvolge 5 regioni, ma anche perché attorno al tavolo hanno seduti tutti gli operatori del settore, chiudendo una filiera, quella della piopicoltura, che è assolutamente importante e che nella nostra regione, Friuli Venezia Giulia, è connotata da elevati livelli di qualità. I nostri piopi sono certificati e possono garantire in questo modo un'alta qualità del prodotto alle nostre imprese che si dimostrano altrettanto di qualità e altrettanto innovative. Certamente un modo di affrontare un tema che mette insieme appunto non solo la filiera completa ma anche gli interessi diversi dell'industria e del territorio. La certificazione Made in Italy piuttosto che PFC è assolutamente indispensabile proprio per garantire che il prodotto che viene in questo caso coltivato nelle nostre aree abbia quelle caratteristiche tali da poter essere commercializzato come prodotto di qualità. Il protocollo d'intesa è stato condiviso da tutti gli attori della filiera del pioppo, i produttori di carta rappresentati da Assocarta, i produttori di mobili di Federlegno Arredo, l'associazione Piopicoltori Italiani e dal mondo agricolo rappresentato da CIA Coldiretti e Confagricoltura. Io sono molto contento di questo accordo perché intanto rappresenta una collaborazione tra assessorati di diverse regioni che noi abbiamo sempre auspicato e che sempre con molta difficoltà poi è avvenuto. Ne prendiamo atto anche che si vuole rivitalizzare una filiera che era in grossa difficoltà, cercando di renderla più snella, con meno burocrazia sopra, cercando di farla rientrare nel circuito della politica comunitaria. Mi sembrano dei segnali molto positivi. Adesso poi sta alla filiera dimostrare che tutti faranno la propria parte per sostenerla. C'è una vicinanza diversa al rispetto ambientale che la piopicoltura può rappresentare molto bene, perché effettivamente ci permette di recuperare alcuni territori che sono stati abbandonati, altre culture non si possono fare, la piopicoltura può essere un ottimo esempio. E poi dal pioppo noi ricaviamo non solo materiale di prima qualità per la nostra industria del legno e per tutto quello che è il nostro export, ma anche, come ribadivo qui in questa sede, anche con i residui per alimentare la produzione di energia da biomassa. Quindi un segnale positivo su tutta la linea. L'Italia ha bisogno di legno di pioppo. Le imprese industriali di questo settore sono costrette ad importare dall'estero la materia prima per almeno il 40%, quantità che invece potremo produrci da soli con vantaggi per il sistema produttivo e manifatturiero, ma anche per l'ambiente. La piopicoltura storicamente ha avuto in Italia la sua culla di sviluppo e sicuramente è una delle filiere più innovative nell'ambito dell'arboricoltura da legno. Le opportunità sono soprattutto quelle legate alla possibilità di contribuire a fornire materie prime di qualità per le diverse utilizzazioni industriali, sicuramente per l'industria del compensato e di conseguenza di riflesso per l'industria del mobile italiana, ma anche svolgere un ruolo rilevante dal punto di vista ambientale, soprattutto per i territori come quelli della pianura padana, dove trovano nella coltivazione del pioppo, soprattutto in aree golenali, delle condizioni ottimali per la crescita di queste piante. Sicuramente noi stiamo soffrendo un periodo critico in termini di superfici coltivate a pioppo. Rispetto al passato noi abbiamo perso circa il 40% delle superfici coltivate. Questa superficie andrebbe recuperata con un'attenzione maggiore da parte dei decisori pubblici per queste produzioni, quindi per la materia prima da destinare a diverse utilizzazioni industriali ed energetiche. L'incontro sulla piopicoltura ha aperto una riflessione più ampia riguardo alla problematica della gestione delle nostre foreste. L'Italia ha la quinta superficie forestale d'Europa, 1.800.000 ettari.
ma è penultima per tasso di utilizzazione dei boschi, il che significa che abbiamo una copertura di circa un terzo del territorio nazionale, ma tagliamo il 20% della crescita annuale. Il bosco si è riappropriato dei pascoli e i campi agricoli. Ne consegue che non tagliamo più, l'Italia è costretta a importare dall'estero legno e derivati. Al contrario, la vendita di legno trasformato è la terza voce dell'attivo dell'export italiano. In buona sostanza abbiamo un piccolo tesoro, il bosco italiano, che produce tanto legno, ma importiamo legno da paesi come l'Austria, che ha un terzo del nostro bosco, ma taglia fino a 6 volte di più.